Lutto a Cagliari. Si è spento a 82 anni il luminare Valentino Martelli, l'uomo che ha cambiato la storia della medicina in Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti e metti like per onorare insieme la memoria dei grandi sardi. Nato a Laconi nel 1943, Martelli ha portato il nome dell'isola nel mondo, studiando a Londra prima di tornare nella sua terra negli anni '80. A Cagliari ha diretto il primo reparto di cardiochirurgia, diventando un punto di riferimento internazionale. Ma sai qual è stata l'impresa che lo ha reso immortale? Nel 1988 ha eseguito il primo trapianto di cuore in Sardegna, un evento che ha rivoluzionato la sanità sarda. Oltre al Camice ha servito le istituzioni come senatore e sottosegretario all'esteri nel 1996. Ha concluso la sua straordinaria carriera nel 2006 al Bruzzo di Cagliari, lasciando un'eredità inestimabile. Con la sua scomparsa, la Sardegna perde non solo un medico d'eccellenza, ma un pilastro della sua storia recente, che ha dedicato ogni giorno alla cura dei suoi cittadini. Qual è il ricordo che hai del professor Martelli e del suo lavoro a Abruzzo? Scrivilo nei commenti per rendergli omaggio. Inoltre metti like e iscriviti per non perdere le storie sulla nostra cara e bella Sardegna. Infine ti ringrazio di cuore per aver dedicato un momento a ricordare una figura così importante per tutti noi. La tua partecipazione aiuta a mantenere viva la memoria storica della nostra terra. Ciao e passi una grandiosa giornata.